Ovviamente io mando un abbraccio, ma grande come una casa, posso farglielo solo virtuale, ma all'amico Luciano Clarizia. C'è stata, insomma, confermata la notizia che ha avuto un malore. Allora, nulla di grave, tranquillizziamo i telespettatori perché magari già qualcuno salta dalla sedia, nulla di grave, l'ho sentito personalmente al telefono, ma giustamente per qualche periodo non potrà venire nei nostri studi. Un grande abbraccio Luciano, riprenditi al più presto perché sicuramente non soltanto la nostra emittente ma credo tutta la comunità per il bene che hai fatto e che farai ha bisogno di te. Questo dovevo ovviamente dirlo e questo ovviamente vi dico. Io però vado subito da Raffaele e Padrone, poi vedremo anche il servizio relativo alla vaccinazione partita oggi in questura. Saluto anch'io Luciano, sì, perché certo. è un amico con cui condividiamo la stessa giornata, e Luciano, qua gli amici che seguiranno dopo di me, mi ha detto fallo tu così lo facciamo per tutti, ecco. Portavoce di questo saluto e un abbraccio virtuale ma un abbraccio fraterno. Luciano, rimettiti presto, sappiamo che tutto andrà per il meglio. Abbiamo parlato con i medici sono specialisti, quindi vedrai che tornerai qui presto, dai. Ma sicuramente lo aspettiamo a braccia aperte. Campagna vaccinale, finalmente ci siamo, poi vedremo il servizio, forze dell'ordine, dopo il personale sanitario in prima linea. Sì, è iniziata con orgoglio, è iniziata a Pordenone, la prima questura del nord-est, sicuramente del nord-est, ma sicuramente la prima questura del nord, grazie all'operato del questore, che chiaramente ha messo in campo la sua tenacia su questa cosa. Chiaramente l'FSP ha fatto la sua, perché nelle proteste di cui chiaramente avevo dato notizie prima, sicuramente siamo riusciti a portare a Pordenone questo vaccino. E il vaccino chiaramente oggi è iniziato, questa mattina alle 8:30, poi ho visto che c'è pronto il servizio, e diciamo chiaramente da oggi fino a venerdì saranno vaccinati i colleghi, chiaramente con età inferiore ai 55 anni, come prevede la legge sanitaria in questo caso. È chiaramente un ringraziamento che devo fare direttamente al nostro direttore sanitario, il dottor Polimeno, ma anche alla Regione per averci dato questa possibilità. Quindi al dottor Ricciardi noi facciamo sicuramente i nostri ringraziamenti, e i miei personali come segreteria dell'FSP Polizia di Stato, che aveva scritto anche a lui per avere in grossa anticipazione questo vaccino. È chiaro che bisogna vedere il vaccino per i colleghi che stanno in strada. Allora abbiamo parlato, ma questo vaccino è poco sicuro, meno sicuro, ha una percentuale minore. Io avevo anche fatto un articolo, se si ricorda, è un appello qua, perché al capo della polizia abbiamo scritto, ma soprattutto oggi scriviamo al capo della polizia per dire ok, adesso cerchiamo, e l'ha fatta la segreteria generale di Roma, l'ha fatto ieri, per dire ok, adesso partiamo anche per quelli che hanno un'età superiore ai 55 anni di età. Il fare il vaccino, a parte tutti quanti, tutti i cittadini, ma per noi è una precondizione chiaramente per la salute nostra, dei nostri cari, dei nostri familiari che ci aspettano a casa, ma soprattutto la precondizione anche di dare sicurezza ai cittadini, perché se noi siamo in strada perché stiamo bene, possiamo fare sicurezza. Questo è il punto chiave di tutto quello che è fare il vaccino alle forze dell'ordine. Un altro ringraziamento che il Questore ha posto in essere, quello di dare la stessa opportunità ai colleghi dei Vigili del Fuoco e anche ai civili, perché del Ministero dell'Interno. Quindi all'interno della Questura la dottoressa Maria Chiarelli sarà, credo che vi sia arrivato il comunicato, sarà coadiuvata anche dall'ospedale della sanità nostro del Triveneto in Padova. Quindi grazie. Noi abbiamo iniziato e speriamo la prossima settimana
di avere, la prossima settimana sicuramente, anzi Certo. venerdì dovremo concludere i vaccini per i colleghi. Grazie dottore, ci danno i prossimi Grazie a lei. appuntamenti. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Grazie ancora per essere Grazie. stato con noi. Avevamo già anticipato, prosegue proprio la campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. Questa mattina nella questura di Pordenone sono state somministrate le prime dosi del vaccino AstraZeneca al personale di polizia tra i 18 e i 54 anni. Il servizio.